ha scelto di mantenere questa tradizione? E allora io da piccolo passando vedevo preparare a una signora che era nipote della suora che dal convento era andata ad abitare dai nipoti. E così, dopo, avendo aperto la pasticceria nel 59, ho pensato di riproporre di nuovo questo dolce e fino ad oggi ha avuto grande successo. Fra la quale Tommasi de Lampedusa ne parla nel Gattopardo, che dice proprio le impudiche paste di Suor Virginia.